Buongiorno e ben trovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Quest'oggi parliamo di riabilitazione delle mielolesioni all'ospedale di Motta di Livenza, un centro di eccellenza nei percorsi riabilitativi, patologie molto anche delicate con grandi professionisti e con grande esperienza a supporto. Vi presento i miei ospiti. In studio con me c'è il dottor Umberto Serrelbaso, direttore dell'unità spinale e gravi cerebrolesioni in Oras. Ben trovato, dottore. Grazie. Do il benvenuto anche alla dottoressa Sara Salizzato, coordinatrice degli psicologi della stessa unità spinale e di gravi cerebrolesioni in Oras. Ben trovata anche a lei. Grazie. E vedo collegato tramite Skype l'architetto Rodolfo Dalla Mora, Disability Manager in Oras e presidente di SIDIMA, la Società Italiana Disability Manager. Buongiorno e ben trovato, architetto. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie di essere con noi. Parto da lei, dottor Serrelbaso, perché Oras è davvero un hub molto importante, un centro regionale di eccellenza per la cura delle mielolesioni e delle gravi cerebrolesioni. Ci parla un po' del servizio di cui si occupa e un po', insomma, poi andremo nel dettaglio anche a raccontare qual è il percorso di questi pazienti molto delicati che affrontano un percorso anche lungo nel tempo in Oras. Intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi state dando di poter essere qua con voi e con i vostri telespettatori. E per quanto riguarda la sua domanda, diciamo che noi ci sentiamo molto orgogliosi, soprattutto in quest'ultimo periodo, in cui la Regione ha riconosciuto il lavoro di Oras, dell'unità operativa che si dedica alla riabilitazione di soggetti con mielolesione grave e cerebrolesione come un centro importante di eccellenza anche per la Regione, e per cui ovviamente questo che cosa vuol dire? No? Almeno per me vuol dire non guardarsi allo specchio perché farebbe male, però per chi ci ascolta vuol dire che siamo un centro di alta specializzazione, delle persone che dedicano non solo la loro professionalità, ma anche i loro aspetti umani, le loro caratteristiche umane, per poter cercare di risolvere problemi neurologici altamente complessi. E per cui diciamo che dentro della nostra unità operativa vige il rispetto, diciamo, e la centralità di cura del paziente, che è la cosa più importante. E tutte le diverse specialità che richiede questa patologia, queste patologie neurologiche, ci sono e sono al servizio del paziente che viene messo al centro. Sono pazienti fragili che hanno età diverse, conseguenti a traumi o conseguenti a patologia, e che arrivano da noi dopo un periodo anche, diciamo, mediamente breve, dalle unità operative, diciamo, intensive, di acuzie, e per cui a tutti gli effetti sono pazienti anche molto delicati che nelle loro prima fase, diciamo, dell'intervento riabilitativo è prevalentemente di stabilità clinica, per dopo passare a tutta una serie di altri elementi che sono importanti, che sono molto importanti di poter vedere e di trattare per facilitare, diciamo, il potenziale, diciamo, di recupero che loro hanno in sé. E sono pazienti che affrontano anche un percorso piuttosto lungo, no? E durevole nel tempo? Allora, all'interno di Oras. Nell'ambito riabilitativo noi vorremmo che i periodi siano anche brevi, perché ovviamente noi pensiamo che la riabilitazione non viene effettuata solo a livello ospedaliero, anzi vorremmo pubblicizzare e far intendere ai nostri spettatori che la riabilitazione ha un suo inizio in ospedale, ma non è lì che si finisce, cioè è quando il paziente, quando il soggetto fragile, neuroleso, ritorna a casa e ritorna in società. E per cui diciamo che per quanto riguarda la domanda del tempo, dipende. Ci sono sì effettivamente pazienti che richiedono un tempo maggiore, perché durante la fase iniziale, no, di stabilizzazione clinica i tempi si prolungano. Molte volte i pazienti arrivano e non sono completamente stabili,
clinicamente e per cui è difficile poter fare interventi di recupero, ma soprattutto interventi di potenziamento del potenziale residuo di questi pazienti, per cui la prima cosa è salvaguardare gli aspetti biologici. Ovviamente, per cui l'obiettivo sicuramente è cercare attraverso il processo riabilitativo di ottenere il massimo per livello di lesione, per cui il massimo di recupero per livello di lesione, e questo può impiegare in alcuni soggetti 2-3 mesi, in altri purtroppo, e per fortuna non è che siano tantissimi, però ci sono soggetti che possono stare anche oltre 6 mesi. Ogni percorso è a sé stante, insomma. Dottoressa Salizzato, dobbiamo soprattutto come prima cosa differenziare la lesione midollare da altre condizioni mediche, no? Per distinguere. Sì, la lesione midollare presenta alcune peculiarità che la differenziano dalle altre patologie, dalle altre condizioni mediche, e noi che lavoriamo in riabilitazione con persone con lesione midollare ci dobbiamo sempre ricordare questo. Infatti nell'ambito della lesione midollare, mentre in altre patologie il focus è sulla malattia, come ad esempio nelle malattie oncologiche o nelle malattie neurodegenerative, nell'ambito della lesione midollare il focus è invece sulla promozione all'autonomia, alla promozione alla salute e alla ripresa della propria vita, seppure in una forma diversa rispetto a prima. E tutti noi in riabilitazione fin dall'ingresso dobbiamo gradualmente, man mano anche che il paziente raggiunge la sua stabilità internistica, aiutare il paziente stesso a non sentirsi più malato, a non viversi come un malato, ma come una persona diversa da prima, che ha dei limiti ma che ha anche delle risorse residue, e dobbiamo incoraggiare, insomma, promuovere l'autonomia, la massima autonomia residua per livello di lesione midollare. Per cui è chiaro che se una persona ha una paraplegia, ovvero una incapacità di sentire e muovere gli arti inferiori, dovremo ambire nel progetto riabilitativo a promuovere più autonomia rispetto a una persona invece che ha una tetraplegia, per cui oltre a una paralisi agli arti inferiori presenta una paralisi agli arti superiori. Ecco, poco fa abbiamo visto scorrere qualche immagine proprio relativa alle attività ricreative e laboratori che insomma vengono realizzati con i pazienti, poi nel corso della puntata, ecco, le stiamo vedendo, ne parleremo in modo più approfondito, perché sono attività davvero importanti, essenziali per questi pazienti. Va da sé che l'aspetto psicologico, l'aspetto emotivo di questo tipo di patologie è una parte fondamentale. Sì, le fasi psicologiche della persona con la lesione midollare va a momenti, a seconda di dove è la fase del recupero neurologico. Sicuramente la persona con lesione midollare deve fare i conti con 3 grandi capitoli, con 2 grandi domande e un'unica certezza. Quando arriva sicuramente sa bene chi era prima, ma le domande che si pone ora sono: chi sono io adesso, qual è la mia condizione? E quando lui ha letto nella prima fase del ricovero, ma già dalla terapia intensiva questo parte, perché di solito le lesioni midollari si accompagnano, sono di tipo traumatico e la persona non perde la coscienza, rimane lucido dal momento in cui ha l'evento traumatico. Le prime domande che si pone, e le pone a se stesso e in modo più o meno esplicito ai camici bianchi, quindi allo psicologo piuttosto che al medico o all'infermiere, tornerò come prima, tornerò a camminare, riuscirò a fare sport, mi piaceva tanto correre, potrò tornare a correre, potrò riappropriarmi di una vita affettivo-relazionale come quella di prima, potrò tornare a lavorare. Quindi sono queste le grandi domande che tediano la vita mentale e soggettiva della persona, e sono domande alle quali neanche noi magari all'inizio sappiamo la risposta, perché c'è anche una fase in cui anche la medicina si deve astenere da fare una prognosi riabilitativa, soprattutto nel primo periodo dopo l'evento acuto. Ma in quella fase dobbiamo tutti noi mettere in atto degli opportuni interventi per contenere un po' questi vissuti emotivi di tipo soggettive che vengono vissute dalle persone con diversi gradi di tolleranza alla frustrazione.
Ma oltre a questa domanda, man mano che il nostro paziente scende dal letto e comincia la fase della riabilitazione vera e propria, quindi con i fisioterapisti soprattutto, e quindi cominciano a frequentare la palestra, cominciano a fare anche i conti con quella che è la presa di consapevolezza del proprio corpo, delle parti del corpo che non funzionano, delle parti del corpo dove non sentono, e devono imparare ad integrare aspetti sensitivi, aspetti motori che non sono più, che non rispondono più come prima, con le parti residue che invece sono sane. E questo è un lavoro che richiede sicuramente non solo un lavoro di tipo motorio, cioè faccio palestra, ma è un lavoro anche molto cognitivo, perché passa attraverso la capacità del paziente di prestare molta attenzione, molta concentrazione, di compensare quello che non sente con ciò che immagina, e magari con l'utilizzo degli occhi, vedere dove posiziona il piede nello spazio. E in questa fase che la persona comincia a chiedere: chi sono io ora? Ma durante la fase del percorso riabilitativo solo questo non basta, perché a questo noi dobbiamo in qualche modo stimolare il paziente a formulare altre domande, e cioè: chi sarò io? Perché un progetto riabilitativo, a proiettarsi un po' nel futuro, verso il futuro. E quello che noi sappiamo è che ogni persona ha i propri tempi di adattamento, e l'altra cosa che sappiamo è che il tempo di adattamento positivo a una lesione midolare non necessariamente coincidono con i tempi della dimissione dall'ospedale, anzi forse necessitano dell'uscita dall'ospedale per cominciare a sperimentarsi nella realtà esterna e a sperimentare gradualmente nuove zone di comfort, perché nella prima fase il comfort è forse il letto, la seconda fase è il reparto di degenza, ma la terza fase è la vita reale che sta fuori dall'ospedale. E questo è un grande capitolo, insomma, che poi nel corso di questa diretta fino alle 2:30 staremo insieme, affronteremo, perché è sicuramente un tema fondamentale. Architetto Dalla Mora, in Italia la figura del disability manager e l'associazione SIDIMA, o Società Italiana Disability Manager, nascono proprio all'ospedale di Motta di Livenza, ad opera sua. Le chiedo quindi un po' di spiegarci come è nato la figura del disability manager, qual è il suo ruolo, insomma, e che competenze deve avere, che formazione deve avere. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio questo programma per essere ospitato. Sì, la figura di disability manager, sento un ritorno però. La figura di disability manager è una figura complessa sotto il profilo delle competenze, in quanto per diventare disability manager bisogna fare un percorso formativo dedicato e acquisire delle competenze per poi svilupparle nel proprio ambito professionale. Io ad esempio sono architetto e attraverso dei percorsi formativi master di primo e secondo livello ho acquisito delle competenze e le ho sviluppate nel mio ambito professionale, che è quella dell'aspetto importante dell'accessibilità. In Italia la figura professionale di disability manager sta prendendo sempre più piede, più spazio, oltretutto anche in ambiti diversi, non solamente quello nell'ambito sanitario, ma pensiamo ad esempio nell'ambito dell'ente pubblico, nell'ambito della scuola e nell'ambito della cultura. L'azione del disability manager è un'azione di facilitatore, quindi è un costruttore anche di reti, il quale costruisce queste reti proprio in favore della persona, ma anche nei confronti della comunità. Questo dipende se il disability manager opera in un contesto, diciamo, di comunità, quindi può essere il disability di un'amministrazione, oppure come nel caso specifico per l'ospedale di Motta, in riferimento alla persona, quindi si fa un'azione di tipo, diciamo, sartoriale, in virtù ai bisogni e alle necessità della persona. Quindi un'azione, diciamo, proprio dettagliata, andando sul campo, quindi rilevando nel caso specifico dell'azione che noi facciamo con l'ospedale, in virtù alle indicazioni che sono state offerte, mi sono state offerte dai vari operatori che fanno parte del sistema della filiera riabilitativa, mi attivo nel fare i sopralluoghi, individuare le criticità e poi anche verificare quelli che sono anche, tra virgolette, i servizi offerti nel territorio, in modo tale da creare quelle condizioni di, diciamo, autonomia che la persona
una volta dimessa possa trovare e possa avere un suo ruolo e anche una sua azione. Quindi è una figura che si interfaccia con tutte le figure professionali, dal medico, dal fisioterapista, al terapista occupazionale, allo stesso psicologo. Importante è il ruolo anche del psicologo, il quale mi spiega, prima di incontrare il paziente e i loro familiari, il quadro familiare, capire quali sono le dinamiche familiari, in modo tale che io possa anche individuare all'interno del contesto familiare quale potrebbe essere l'interlocutore adatto per portare avanti quelle azioni che sono fondamentali e di utilità non solo per la persona ma per l'intera famiglia, per cercare di migliorare ma soprattutto accogliere la persona che è stata ricoverata da noi. Questo è il punto fondamentale. Rendere insomma gli spazi più liberi e accessibili. Si parla un po' di architettura sartoriale. Quanto si riesce davvero a fare tutto questo però? Quanto si riesce a essere più sartoriali possibili? E innanzitutto avere un quadro generale di quelle che sono, le potenzialità residue della persona, capire anche l'aspetto delle dinamiche familiari, perché l'importanza è quella anche di avere un supporto di collaborazione su questo. Diciamo che le tecnologie assistive, i famosi ausili, che ormai hanno raggiunto livelli e qualità di prodotti che ti consentono anche, per dire per assurdo, che non è più assurdo ma è reale, di guidare la macchina con un semplice joystick. Quindi voi capite che l'evoluzione tecnologica ha raggiunto livelli altissimi, che questi livelli ci consentono e consentono alla persona veramente di raggiungere livelli di autonomia importantissimi. Quindi il ruolo della tecnologia ha un ruolo fondamentale. Lavorando su tecnologia, su ambiente e su aspetto sociale si può dare veramente un grado di autonomia alla persona. Certamente non tutti i casi sono uguali, bisogna lavorare in maniera molto condivisa con quelli che sono i responsabili del processo riabilitativo, ma soprattutto con la famiglia, perché io dico sempre che il concetto di autonomia è dato da una formula matematica dove dice che l'autonomia è uguale all'accessibilità più gli ausili più l'assistenza. Questo è il punto. Tra l'altro un concetto molto, molto interessante è il concetto di autonomia, che noi non siamo autonomi, nessuno è autonomo. Tutti noi dipendiamo sempre da qualcuno, indipendentemente dalla nostra condizione fisica e di salute. Sorridiamo perché effettivamente è un concetto verissimo, forse non ce ne rendiamo neanche conto, ma in realtà è proprio questo. Dottor Sarelbaso, abbiamo spiegato quanto siano importanti le varie figure che hanno, che insomma contribuiscono al percorso di riabilitazione del paziente, quindi il tema della multidisciplinarietà. C'è lei, c'è il team degli psicologi, c'è il disability manager, insomma è un insieme, un'equipe di professionisti che hanno a cuore il paziente. Sì, effettivamente, intanto mi fa piacere sentire al dottor Dalla Mora esprimersi in questo modo, ma anche alla dottoressa Salizzato, perché quello che si sta evidenziando in questo programma è prevalentemente che il medico da solo non può fare il lavoro del riabilitatore e, come lei diceva prima, ci sono diverse figure che partecipano a aiutare, diciamo, la persona con una grave disabilità a rendersi, tra virgolette, il più autonomo possibile per il potenziale residuo che le è rimasto, no? Sono diverse le figure, per cui noi qua abbiamo evidenziato prevalentemente il disability manager, la psicologa, che giorno dopo giorno prende sempre un ruolo veramente molto importante. Però ci sono gli infermieri che devono trattare il paziente durante tante ore della settimana, ma non solo durante la settimana lavorativa, ma anche durante i fine settimana per alcuni dei pazienti che non hanno la possibilità di avere il permesso di ritornare a casa. Abbiamo le nostre assistenti, le OS, che sono molto importanti dentro del nostro quadro di multidisciplinarietà, ma non solo loro, terapisti occupazionali, i fisioterapisti di cui abbiamo parlato e non finiremo mai di ringraziare.
ci sono tante figure che collaborano. Io direi un po' come quando abbiamo, non so, dei cuccioli, quattro cuccioli a cui li mettiamo un bastone in bocca, e per poter portare quel bastone tutti quanti devono lavorare nella medesima direzione, perché basta che uno perda l'attenzione, cade quel bastone, e in questo caso il nostro paziente. Per cui credo che sia molto importante questo intento di lavorare tra tutti, ma io direi ancora una cosa in più, che in questo gruppo multidisciplinare, quello che a me particolarmente fa piacere, è che tutte le diverse discipline, in qualche modo, no? E questo credo che lo spiegherà un po' avanti la dottoressa Salizzato, ma devono avere conoscenza della patologia del neuroleso a 360 gradi. E questo è molto importante, perché il neuroleso durante la giornata può avere diverse sofferenze, e per cui il compito di una disciplina per sé, da sola, non potrà mai risolvere il problema, che è molto più complesso. E a volte noi preferiamo utilizzare la terminologia che è di alta competenza, che è quella di transdisciplinare, nel senso che non solo la disciplina è importante e la multidisciplina è importante, ma la transdisciplina, il fatto di poterci passare tutta una serie di informazioni per capire con la tua disciplina la problematica del paziente. E credo che questo sia un aspetto importante. Una problematica molto complessa che deve essere trattata con un modello biopsicosociale, no? Quindi non soltanto considerare la malattia, la patologia in sé, ma tantissimi altri aspetti che ne conseguono. Sì, io penso che questo è molto importante, perché fino agli anni 70, bene o male, i modelli di gestione del malato, diciamo, in ospedale era prevalentemente di tipo biomedico, ma dopo a interventi anche di persone che si occupavano anche di altri settori, come la filosofia, la psicologia comportamentale, no? Hanno contribuito a valutare il fatto che non basta la malattia per essere malati. Cioè, se io cerco di guarire la biologia di un qualcosa che si è rotto, non basta per trattare un paziente e renderlo al centro di un'attenzione. Cioè, ci sono le altre componenti, e tra queste componenti c'è l'aspetto psicocomportamentale e c'è l'aspetto sociale. Credo che avete sentito sia dalla nostra psicologa sia dal nostro disability manager l'importanza di questo aspetto, per cui bisogna seguire il paziente in questo modello. Questo è molto importante, ma tutte le componenti devono capirlo. Sono tanti tasselli messi insieme. Dottoressa Salizzato, facendo un passo indietro, le domande che il paziente ha sono tantissime. Comunicare la prognosi, insomma la diagnosi e insomma quella che sarà l'evoluzione della malattia è sicuramente un punto di partenza importante. Come viene gestito? Allora, il tema della comunicazione della prognosi è un tema direi nuovo. La riflessione sulla tematica di come comunicare la prognosi nell'ambito della lesione midolare è un tema nuovo, mentre era molto noto, già molto noto da anni nell'ambito delle malattie oncologiche e quelle legate al fine vita. Dove probabilmente c'è della letteratura, delle linee guida, e soprattutto ci sono anche delle formazioni specifiche che vengono per i professionisti della salute nei confronti di questi aspetti. Nel caso invece delle lesioni midolari è un argomento nuovo. Quello che noi sappiamo è che ogni paziente può avere un tempo in cui si sente pronto a ricevere la propria comunicazione di prognosi. Noi sappiamo che non tutte le persone reagiscono a un evento altamente stressante, impattante nella propria vita nello stesso modo, e cerchiamo di avere cura anche di capire quando la persona si sente pronto appunto di comunicare la prognosi, e capire anche come la vuole sapere, come la vogliamo comunicare.
Si tratta di un argomento che, non essendoci linee guida e preparazioni sufficienti per professionisti della salute rispetto a questo tema, crea sicuramente dell'imbarazzo da parte di clinici stessi a parlarne, perché quando dobbiamo dare delle cattive notizie e spiegare a una persona che probabilmente le probabilità che ha di ritornare a camminare e rimettersi in piedi sono molto basse, certo che crea tensione anche da parte di chi sta da questa parte della barricata. E dobbiamo essere molto delicati e sapere come dobbiamo comunicare. A tal riguardo stiamo avviando anche uno studio con i nostri pazienti per il quale cerchiamo di capire che cosa, come percepiscono la comunicazione di prognosi all'interno dei singoli progetti riabilitativi, e soprattutto cerchiamo di capire quali sono i bisogni che loro riferiscono rispetto alle tematiche importanti che noi dovremo promuovere al fine di una buona comprensione di quello che abbiamo spiegato. Rispettando sempre i tempi. Rispettando i tempi, modi, non solo i tempi, perché non è solo questione di tempi, è anche questione di modi. Dobbiamo ricavare degli spazi sufficienti, che non sia un corridoio, per poter parlare ai nostri pazienti su come loro, per comunicare cose così delicate e complesse. Le famiglie, no? Perché la complessità è anche lì. Anche qua dobbiamo sempre chiedere al paziente con chi vuole che ne parliamo di questo argomento. Vuole venire da solo, ha piacere che ci sia la sua famiglia, la sua moglie, il suo marito, i suoi figli, e quindi anche su di questo condividiamo con i pazienti. Sanno solitamente, quando siamo pronti per comunicare la prognosi, che il tema di quell'incontro ruoterà attorno alla condizione clinica in cui si trovano e sui fattori appunto di prognosi riabilitativa e motoria. Spesso la comunicazione, loro l'avvertono come mi ha trasmesso una cattiva notizia, viene vissuta come mi ha stroncato letteralmente le gambe, perché loro avvertono che noi togliamo la speranza, pur anche se dal nostro punto di vista invece noi abbiamo cercato di essere il più possibile empatici nella comunicazione, e quindi dobbiamo essere molto, la comunicazione la fa principalmente il medico, anzi la fa il medico, e ovviamente partecipa tutto il team riabilitativo in quell'ambito, ma quello che cerchiamo di fare in modo è che comunque dare spazio anche al tema della speranza, che è un tema molto innovativo, ma che richiede una speranza che non deve essere trasmessa, che non deve basarsi su un'illusione, su una falsa speranza, ma in promuovere nella persona una sorta di speranza realistica, una speranza realistica tale per cui il giorno dopo la comunicazione della prognosi la persona, dopo magari una fase in cui si è provato tristezza, rabbia o si è depresso per quello che le abbiamo comunicato, si sente sufficientemente forte per ritornare in palestra, capendo che deve cercare di focalizzare l'attenzione su determinati obiettivi della riabilitazione, e lì inizia il vero processo di consapevolezza della nuova condizione. Sempre nei tempi e nei modi, insomma, di ogni singolo paziente, io immagino, no? Architetto Dalla Mora, le chiedo un po', prima di andare in pubblicità, com'è cambiato il concetto di disabilità nel tempo? Lei ha detto oggi ci sono tante tecnologie, ma siamo un po' consapevoli, ci sappiamo relazionare di fronte alla disabilità? Ci fa ancora tanta paura? Diciamo che negli ultimi 20 anni c'è stata un'evoluzione importante anche sotto il profilo del linguaggio, una ricaduta importantissima anche sotto il profilo anche della norma stessa. Se noi pensiamo che all'inizio del Novecento si usavano termini come menomato invalido, e negli anni successivi da handicappato a persona diversamente abile, termine che, ribadisco per l'ennesima volta, è sbagliato, perché tutti noi abbiamo delle abilità diverse. Siamo arrivati allo stato dell'arte attualmente al termine di persona con disabilità, quindi c'è stata un'evoluzione del linguaggio dovuta a cosa? A una società in mutamento, in azione, ma soprattutto anche il concetto di disabilità, come diceva prima il dottor Saralbaso, ma anche la dottoressa Salizzato. Il concetto di disabilità è cambiato, perché anziché una volta si guardava prettamente l'aspetto della malattia, adesso si guarda l'aspetto anche del contesto sociale e ambientale in cui la persona vive.
quindi un concetto molto più ampio, e questo ha una ricaduta importantissima sotto il profilo anche della qualità dei servizi erogati, ma anche dell'approccio stesso. Se guardiamo, invito tutti, magari se avete occasione di così sfogliare qualche libro e vedere qualche norma, pensiamo alla legge 104, una legge 104 del 92. Il titolo della legge è Legge quadro per le persone handicappate. Siamo nel 92. Questo titolo, che se lo leggiamo con gli occhi di adesso, è superato ormai anche sul tipo di valutazione del concetto di disabilità e di handicap. Quindi il linguaggio, la comunicazione ha una ricaduta anche sul contesto normativo. Se pensiamo che le prime leggi legate all'aspetto dell'accessibilità, si parlava dell'accessibilità agli invalidi. Quindi voi capite che è un work in progress. Io dico sempre che è un processo che in termini fisici viene definito termostatico, lento, silente ma costante. Quindi è un approccio importante, lento. Io ho visto con la mia professione, con la mia attività professionale, io da oltre 30 anni che mi occupo di tematiche inerenti al management legato alla disabilità. Ho visto un po' sulla mia pelle anche il concetto e l'evoluzione stessa del processo del linguaggio e della comunicazione che è cambiata e che è mutata. Sicuramente le amministrazioni locali, gli enti e le istituzioni hanno un'attenzione maggiore in questo senso. Però insomma mi sembra di capire che c'è ancora molto e molto da fare, no? Per migliorare anche dal punto di vista della comunicazione semplicemente. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, pochi minuti, e poi torniamo ancora insieme in diretta tra poco. Rieccoci nuovamente in studio in diretta, stiamo parlando di riabilitazione delle mielolesioni all'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Dottor Serrelbaso, abbiamo un po' raccontato quello che è il percorso riabilitativo, ma quali sono gli obiettivi a medio e lungo termine della riabilitazione, e quando il paziente finalmente ritorna a casa nella sua quotidianità, in che modo riuscite a essere comunque partecipi? Ma io penso che il tema di cui noi dovremo veramente diciamo, parlare è su quello che nel fondo si definisce la continuità delle cure, no? Nel percorso riabilitativo. E questi sono argomenti veramente estremamente importanti, perché non serve a nulla se noi facciamo tanto bene, diciamo, nelle prime fasi, se dopo non siamo conseguenti a farlo e accompagnando i nostri pazienti neurolesi per tutto l'arco della loro vita. No? Come diceva un mio maestro, che questi pazienti li dobbiamo prendere per mano per sempre. Per cui la continuità di cura, il percorso di continuità di cura, ovviamente non finisce con l'ospedale, però ha un suo, diciamo, una sua importanza soprattutto quando questi pazienti dal punto di vista gestionale vengono in qualche modo consegnati al territorio. E nel territorio noi abbiamo tutta una serie di figure, no? Che vanno per esempio dal medico di famiglia. No? Certo. Però credo che l'obiettivo riabilitativo debba essere, prima di tutto, che questi pazienti e i loro familiari siano consapevoli di quello che loro hanno e di che cosa vanno incontro. Prima di tutto per quanto riguarda a tutto quello che gli è rimasto ancora in funzione, ma anche a stare attenti con quello che loro apparentemente non hanno più un controllo. E per cui ovviamente loro vengono educati o rieducati a sentire il proprio corpo e a capire quali sono i malesseri che li possono portare a aggravare ancora ulteriormente, perché la prima cosa è non ritornare un'altra volta in ospedale per farsi curare cose che loro potrebbero in forma, diciamo, personale, no? Essere attenti, diciamo, e evitare che succeda. Per cui il primo obiettivo, diciamo, a medio termine è quello di non farsi male, di stare attenti a come il loro corpo è ora e cosa devono fare per evitare delle complicazioni.
Il lungo termine è una parola abbastanza importante, ma anche significativa, perché va a pari passo con quello che noi definiamo nell'ambito clinico-fisiologico come le possibilità di declino funzionale. Cioè, per le persone che non hanno avuto nessun tipo di rottura del sistema, ovviamente dopo un po' di tempo di usura, alcune delle parti cominciano a peggiorare. E noi dobbiamo dire che siamo di fronte a un problema di tante patologie concomitanti di tipo croniche. Parlo per esempio dell'ipertensione, del diabete, della demenza. Cioè non possiamo far finta che un neuroleso non vada incontro anche a questo. E per cui, se è vero questo, le possibilità sono che le patologie che verranno incontro, pazienti già fragili per sé, per la loro patologia di base neurologica, possano diventare problemi veramente molto complessi. E allora, se questa condizione, diciamo, è così come la sto descrivendo, non dobbiamo sicuramente terrorizzare i nostri spettatori o le persone che ritornano a casa, no, ma dobbiamo dire che abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di tutte le persone, anche fuori dall'ospedale, che diano una mano per poter aiutare queste persone, ma veramente, perché loro ne hanno bisogno, ma soprattutto è molto importante che l'ospedale madre, io la chiamo così, possa riprendere i propri bimbi, i propri bambini, no? Nel momento in cui loro hanno bisogno, perché solo attraverso l'alta specialità e la conoscenza uno può risolvere problemi altamente complessi. Ed è questo un messaggio che io vorrei mandare, perché nell'ambito gestionale una delle modalità di gestione potrebbe essere o potrebbe venire spontaneo, di trattare le persone anche in determinate strutture del territorio che non necessariamente hanno questa alta specialità, perché è più comodo, perché è più facile, perché apparentemente sembra più utile per il paziente e probabilmente inizialmente lo potrebbe essere. Però io vorrei qua enfatizzare che l'ospedale madre è un ospedale che sa curare i suoi bimbi e che può prevenire ulteriori aggravamenti, per cui favorire, pur nel declino funzionale di ogni individuo, una vita migliore. Certo. No? Per cui io direi questo. Dottoressa Salizzato, quali sono un po' le paure quando il paziente torna a casa e si trova nella sua casa, magari non proprio a misura di disabilità, ma che con l'architetto Dalla Mora può un po' di più diventarlo? Che paure ha, che sensazioni ha, con che realtà si scontra? Ok, quando i pazienti arriva il momento della dimissione dal nostro reparto, le persone hanno paura e vivono il reparto come una sorta di famiglia. Per mesi si sono sentiti accolti e hanno affrontato la loro prima fase in un ambiente molto protetto. Andare a casa è un momento sempre molto difficile perché li mette di fronte a tutta una serie di criticità che esistono fuori dal mondo ospedaliero, iniziando anche dalle barriere architettoniche. Barriere architettoniche che non è neanche facile smantellare. Io col dottor Dalla Mora dico sempre che dietro alle barriere architettoniche esistono anche le barriere psicologiche della persona, della famiglia, che si deve a volte cambiare casa perché la casa dove abitano non è accessibile, e qui ci si deve scontrare anche con la ricerca di abitazioni che non sono idonee perché hanno barriere architettoniche, con abitazioni, con contratti di locazione che sono
pochissimi in questa realtà territoriale. E magari anche con delle difficoltà economiche nel Con poterselo barriere permettere. economiche, cioè per cui le persone devono fare anche i conti con le proprie risorse di tipo economico. Certo è che quando li dimettiamo cerchiamo sempre di fare un raccordo con il territorio, quindi con i servizi sociali dei comuni, con la disabilità adulta, ma anche loro mettono in atto le risorse che hanno, ma spesso queste risorse non sono sufficienti per rispondere ai bisogni di questi pazienti che ricordiamo sono pazienti che spesso sono giovani, hanno un'età per le quali non è indicato inserire in strutture protette come le case di riposo, sono persone che dovrebbero riprendersi in mano la loro vita lavorativa e spesso non possono più fare il lavoro che facevano prima, non sono agevolati, per cui la paura che hanno è: caspita, come potrò mantenermi, che lavoro tornerò a fare, che tipo di facilitazione potrò avere nel mondo del lavoro. Paure anche legate al ritorno anche alla stessa università. Accogliamo ragazzi giovani in età scolare e devono frequentare l'università e la paura è: caspita, come raggiungerò la mia sede universitaria che sono in carrozzina. Paure anche legate all'accettazione di sé, all'immagine corporea, per cui la persona che dovrà farsi vedere in carrozzina, pensate cosa significa questo per un ragazzo o una ragazza di appena 20 anni. Ovvio, un ragazzo di 20 anni non ha ancora un'identità formata in termini stabili, era in fase di formazione e quando subentra una disabilità di tipo motorio, caspita, deve superare, deve formarsi su questa nuova identità, ma non avviene così con uno schiocco di dita, richiede tempo, processi di adattamento e barriere che devono di volta in volta essere bypassate, appunto da quelle architettoniche a quelle di tipo economiche, a quelle sociali e a quelle ovviamente psicologiche. È un percorso graduale. Alcune insomma si possono un po' abbattere, migliorare insomma con le attività ricreative e i laboratori che Horace propone. Chiedo alla regia se ci riesce a mandare qualche immagine di queste belle attività che proponete, ce le racconta? Sì, allora in questi ultimi anni, grazie anche alla sensibilità della nostra amministrazione e in collaborazione con il nostro referente della comunicazione che è Paolo Marcon, stiamo promuovendo sempre di più attività di carattere ludico, ricreativo e occupazionale. Sono attività che vanno da appunto concerti, come potete vedere, a attività teatrali in modalità frontale, in cui i pazienti partecipano quindi come spettatori, ma la nostra ambizione va anche verso promuovere attività in cui i pazienti stessi si mettono in gioco, sia attraverso laboratori teatrali che attività di tipo sportivo. Le nostre terapiste occupazionali sono in contatto con il Comitato Paralimpico, per cui promuovono anche l'avvio, l'inizio verso sport, che è importantissimo perché noi sappiamo che attraverso il saper fare, il mettersi in gioco, che aiuta le persone in qualche modo a riprendersi in mano la propria vita. E il take away message che noi diamo con queste attività è quello di incoraggiare i nostri pazienti a farsi carico di una nuova esperienza di vita, di non aver paura e di iniziare di nuovo a rimettersi in gioco. Come vedete, questa è un'immagine che si riferisce a un'attività, un evento che si è realizzato l'anno scorso e in cui appunto c'è stato un gruppo di persone con lesione midollare che hanno fatto il percorso in carrozzina attraverso alcune tappe del Veneto. Questo invece è il progetto Vela, che vede coinvolto un nostro giovane ex paziente che aveva fatto la riabilitazione nella nostra unità operativa, il progetto Vela appunto che attraverso queste attività noi cerchiamo di promuovere, insomma, incoraggiare queste persone a rimettersi in gioco e trovare la loro nuova strada.
E poi anche il tema della medicina narrativa, no? Di cui parlavamo fuori onda poco fa. Sì, anche il tema della medicina narrativa è un progetto che sta per iniziare entro poco tempo, è un evento proprio prossimo e che coinvolge appunto i pazienti, perché attraverso il raccontare, il raccontarsi diventa un modo già diventa un po' in certo senso terapeutico, diventa già un modo per rivivere la propria situazione in modo più personale e a incoraggiare quindi a superare il loro problema. Certo. Architetto Dalla Mora, affronterei insomma brevemente questo tema. Andiamo verso la bella stagione, andiamo verso insomma le vacanze estive. Possiamo nel nostro territorio davvero parlare di turismo accessibile, quindi di accessibilità anche nel turismo? Che cosa c'è da migliorare, che cosa si può fare ancora da questo punto di vista? Beh, diciamo che c'è molto ancora da fare, ma diciamo che negli ultimi 5 anni c'è stato un incremento importante a livello di attenzione sul tema dell'accessibilità nell'ambito turistico. La Regione Veneto stessa ha aperto dei bandi di finanziamento per adeguamento delle strutture ricettive. Tra l'altro con una visione molto ampia, l'aspetto del finanziamento non riguarda prettamente l'intervento edilizio, ma con un allargamento anche a tutti quelli che sono gli strumenti fondamentali ai fini dell'accessibilità, tutta la parte delle tecnologie assistive. Quindi molti strutture ricettive del nostro territorio hanno partecipato a questi bandi di finanziamento, ma è già un paio d'anni che la Regione su questo dà dei contributi, lavorando anche non solo sotto l'aspetto dell'intervento di ristrutturazione, di abbattimento delle barriere legate sotto il profilo edilizio, ma anche con l'acquisto di tecnologie assistive che sono fondamentali nei confronti della persona. Pensiamo all'acquisto di letti elettrici per favorire il comfort all'interno della camera diciamo accessibile. Pensiamo a tutti i sistemi di ausili per accedere accedere alle piscine, tutti i sollevatori dedicati su questo. Quindi una visione molto, molto ampia su questo. Le associazioni di categoria, l'associazione albergatori, le strutture ricettive all'aperto, su questo stanno lavorando molto. Diciamo che una delle criticità che riguarda il territorio nostro è l'aspetto più che altro della mobilità, che per raggiungere le strutture ricettive, quindi non tutti hanno la possibilità di arrivare da soli o di poter arrivarci in maniera autonoma, quindi bisognerà lavorare soprattutto sui sistemi di connessione sotto il profilo della mobilità, e qui devo dire che la figura del disability con il mobility manager è un'azione importante. Io lo sto vedendo ad esempio in maniera importante col Comune di Treviso, che sono anche disability del Comune di Treviso. Quindi lavorando con il mobility e con il disability si possono trovare delle soluzioni anche a livello di territori importantissime per facilitare l'accessibilità proprio a livello di mobilità anche della persona stessa, perché il problema è quello della mobilità. Quindi molto c'è da fare, ma devo dire che questa nuova cultura e questa nuova attenzione che fanno parte un po' della filiera in generale, anche della produttività. Se noi pensiamo che una persona disabile va in vacanza, non va da solo, va con familiari e amici, quindi crea un indotto, quindi crea anche un mercato, quindi crea anche degli ipotetici ambiti e nuovi spazi per poter, tra virgolette, intercettare nuove aree di mercato. Quindi questo è fondamentale anche da parte dell'operatore o del gestore della struttura, nel poter allargare l'azione di mercato. Quindi su questo c'è da fare, ma sicuramente molti metteranno la loro. Un'ultima cosa, riferita al linguaggio di prima, altri due termini fondamentali che sono spesso utilizzati e che saranno il futuro su questo, è il concetto di accomodamento ragionevole, cioè quelle azioni che vengono fatte in funzione ai bisogni della persona, ma anche un concetto molto importante che è quello di una progettazione universale, non dedicata a categorie come si pensava moltissimi anni fa, per esempio il bagno per i disabili, ma un bagno, in questo caso una progettazione universale,
un bagno accessibile a tutti, quindi un bagno inclusivo dove tutti quanti possono andare indipendentemente dalla propria condizione fisica, quindi può andare l'uomo in carrozzina, la mamma per cambiare il pannolino, ma qualsiasi persona che ha una disabilità diversa. Quindi è un compito da parte di tutti, di noi operatori, di noi progettisti, di noi operatori di riabilitazione, ma anche di una società sempre attenta ai bisogni delle persone. Una visione insomma sempre più ampia, una progettualità futura che deve tener conto di tantissimi aspetti e che sicuramente va potenziata e implementata. Grazie, grazie davvero all'architetto Rodolfo Dalla Mora, Disability Manager in Oras e presidente di Sidima, Società Italiana Disability Manager. Grazie per essere stato con noi in collegamento, architetto. Grazie a voi. Grazie. Siamo davvero in chiusura, io ringrazio anche il dottor Umberto Serrelbaso, direttore unità spinale e gravi cerebrolesioni in Oras, grazie dottore, e grazie alla dottoressa Sara Salizzato, coordinatrice degli psicologi della stessa unità spinale e gravi cerebrolesioni in Oras. Grazie a lei. E grazie davvero per quello che fate quotidianamente con i pazienti e con le famiglie, è davvero fondamentale. Ringrazio Alessandro Granziere e Renato Capoia in regia, vi lascio al film, grazie a voi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.